abbiamo la Tenimenti Civa, una delle aziende più giovani insediatesi sul nostro territorio. Nei tuoi vigneti ci sono anche le api per un controllo biologico delle vigne, giusto? Allora, diciamo che tempo fa mi sono trovato un produttore appunto di miele che aveva tante api, che era in mezzo ai miei campi, il quale detto, quando diciamo, l'ho visto, no, per noi produttori delle volte è sempre un po' un problema, perché ovviamente non facendo biologico ti poni sempre il problema di, diciamo, di causare qualche danno, ecco. E invece lui stesso mi disse che le sue api ricognitrici, che io non sapevo neanche cosa fossero, avevano scelto Bella Zoia perché noi abbiamo iniziato un percorso all'interno dei nostri vigneti di concimazione naturale attraverso un trifoglio, quindi un trifoglio antico, tant'è vero che chi è venuto da me ha fatto delle fotografie e ha visto dei filari completamente rossi e li ha chiamati addirittura red carpet, quindi, e quindi di cui appunto queste api sono assolutamente ghiotte. E quindi effettivamente mi ha detto guarda, mi sto spostando da un vigneto biologico perché dopo 30 trattamenti di solfati le api si sono stancate e stanno venendo qui da te. Quindi ho detto guarda, ben vengano per questo ambiente che voglio dire, no, fa sempre bene, diciamo, curato in questo modo. Chiaro, noi effettivamente non siamo biologici, ma se uno viene nei nostri vigneti si accorge che chiaramente, voglio dire, prevale tutta la parte verde dell'erba, perché gli stessi sfalci vengono fatti veramente pochi perché lasciamo tanto verde all'interno delle nostre vigne. Abbiamo anche tanta pioggia, quindi ha anche un senso tenere, diciamo, un territorio con verde perché trattiene poi anche tanta acqua. Quindi questo è importante, diciamo, anche per il territorio, perché tante volte per dire a Bella Zona abbiamo avuto dei problemi di mezze inondazioni e quindi attraverso un percorso mettendo a posto fossi e quant'altro siamo riusciti a gestire la parte idrica in maniera importante, insomma. Abbiamo sentito parlare del Tinimenti Civa Lab, sperimentazioni con l'università, innesti, lavorazioni sul vino più antico e più giovane del Friuli. Ci dà qualche anticipazione? Sì, vi do questa anticipazione in anteprima. A marzo inizieremo nei nostri terreni in 3 ettari circa una sperimentazione sulla ribolla. Abbiamo incaricato una persona che da tanto tempo che segue la ribolla che ci ha selezionato circa 12 cloni di ribolla su cui verranno messi, diciamo, degli innesti di 3 tipologie e quindi questo vigneto ci porterà a poter degustare circa 36 tipologie di ribolla diverse. Chiaramente è un progetto che ha bisogno di diversi anni perché parte proprio a marzo del prossimo anno e quindi ci daremo un appuntamento fra 4-5 anni per tutte queste piccole micro vinificazioni, perché comunque all'interno di 3 ettari poi diventeranno piccolissime micro vinificazioni, che però ci porteranno a far vedere quanto possono essere diverse tutte le tipologie in base ai cloni e agli innesti. Quindi noi ci segniamo già sul calendario questo appuntamento e non mancheremo. E io vi aspetto. Ringraziamo Valerio Civa dell'azienda Tenimenti Civa. Grazie a voi.